Buongiorno, benvenuti a tutte e a tutti. Direi che possiamo cominciare, siamo già in ritardo, quindi darei un inizio ufficiale ai nostri lavori di oggi. Benvenute a tutti e a tutti, siete tantissimi, siamo contentissimi. Il convegno di oggi ha titolo Biblioteche come ponti verso il futuro, connettere comunità e formare cittadinanza consapevole. Mi sentite anche troppo? Mi allontano? L'idea è un po' di questo, vi do proprio il focus della giornata, anche perché cogliere le varie sfumature dei vari interventi. Siamo partiti dalle biblioteche scolastiche, che dovrebbero essere in tutte le scuole, questa diciamo sarebbe l'obiettivo ideale, ma anche reale in qualche situazione, e sono le prime biblioteche che i nostri bambini e bambine incontrano nell'arco della loro vita e dove incontrano tutti i tipi di libri, media, quindi vengono per la prima volta a contatto con diverso tipo di materiale, quella che chiamiamo la bibliodiversità. Le biblioteche scolastiche sono luoghi aperti, inclusivi, non discriminanti e in questo senso diciamo che mirano a offrire ai bambini e alle bambine un'autonomia nella gestione delle risorse, del materiale, dell'informazione e nel corso del percorso scolastico anche ad acquisire delle competenze digitali. L'importante è che poi queste competenze acquisite vengano trasmesse e portate avanti per tutto l'arco della vita e quindi in questo senso le biblioteche scolastiche si pongono come ponti verso tutte le altre biblioteche del territorio di tutte le altre istituzioni. I bambini imparano non solo a gestire le informazioni, il materiale, la lettura, lo studio, ma anche diventano dei cittadini consapevoli attraverso l'utilizzo degli spazi, del materiale, dei beni comuni. Quindi in questo senso le biblioteche si pongono come attivatori di comunità, come attivatori di rete, di comunicazioni, di comunità soprattutto, questa era la parola che ci piaceva particolarmente. Quindi in quest'ottica tutte quante le relazioni e gli interventi di oggi. Inizialmente avevamo pensato di fare una mattinata prettamente teorica e un pomeriggio di pratiche positive da copiare. Poi a seconda, date anche dalle disponibilità di alcuni interventi, si è un po' mescolata la cosa, però forse è una contaminazione positiva, per cui interventi più teorici, interventi invece sulle pratiche positive, attive da condividere, forse questa contaminazione risulta anche più significativa. Allora, vi do anche qualche momento tecnico di come si svolgerà la giornata. Abbiamo una pausa, ve lo dico subito, alle 11, così sapete già quanto dovete reggere. Alle 11 un coffee break che faremo qua insieme mezz'oretta e poi una pausa pranzo invece alle 12:30, giusto? No, all'una, anche qua. L'abbiamo voluto fare qua in modo che stiamo insieme, è un'occasione per continuare a parlare, chiacchierare, scambiarsi idee, scambiarsi numeri di telefono, quindi condivisione è lo slogan di questa giornata. Approfittiamone perché non sono tante le occasioni poi di vedersi insieme così tanti e anche con dei relatori, devo dire, di grande spessore e ringrazio tutti quanti. Adesso un saluto da parte dei direttori degli uffici e quindi chiamo Sara Guelmi, direttrice dell'ufficio Sistema Biblioteche del Trentino. Non era previsto? Sì, era previsto. Non era previsto, saluto comunque. Ecco, grazie. Ah, non era previsto. Grazie. No. Io ringrazio per gli organizzatori per questo incontro. Saluto perché mi è stato chiesto di farlo. Sono qui per ascoltare soprattutto nella consapevolezza dell'importanza che hanno le biblioteche in senso lato e le biblioteche scolastiche, soprattutto laddove intercettano i futuri cittadini, diciamo no, i cittadini più giovani che cresceranno, speriamo, con una capacità di pensiero e di scelta degli orientamenti.
La realtà del Trentino, forse i colleghi del sistema bibliotecario trentino la conoscono già, rispetto alle biblioteche scolastiche ha una visione molto particolare, ovvero consideriamo le biblioteche scolastiche solamente quelle inserite negli istituti superiori. Questo perché la presenza capillare sul territorio delle biblioteche di pubblica lettura di tradizione ha una relazione stabile, proficua, ormai consolidata con il sistema scolastico, e quindi le biblioteche del territorio fanno comunità, gli insegnanti si relazionano con i bibliotecari e quindi il ruolo, la figura del bibliotecario scolastico da noi è un po' è quasi sconosciuta, però compensiamo integrando professionalità diverse. Sulle biblioteche scolastiche che noi riconosciamo all'interno del sistema essere quelle degli istituti superiori, stiamo cercando faticosamente di compiere un lavoro di sostegno e integrazione. Il nostro desiderio sarebbe riuscire a costruire una rete o più reti di biblioteche scolastiche, in modo da mettere a fattor comune progetti, anche per evitare le separazioni che ci sono spesso, troppo spesso, tra gli istituti scolastici, e anche qualche pregiudizio. La biblioteca scolastica del liceo viene considerata diversamente dalla biblioteca scolastica dell'istituto superiore. E in realtà è così, peccato che il pregiudizio superi, come dire, sia contrario alla realtà. Spesso gli istituti tecnici hanno delle biblioteche molto più vivaci, molto più attive, perché forse c'è un'attenzione e una propensione alla biblioteca non tradizionale anche da parte degli studenti. Detto questo, noi fatichiamo a creare le condizioni per rendere realmente operative e punto di riferimento sia per la classe insegnante che per gli studenti le biblioteche scolastiche. Quindi oggi confido di rubare molte idee e di trovare anche collegamenti e connessioni che possono essere importanti per lo sviluppo del nostro sistema bibliotecario e anche scolastico. Grazie. Allora chiamo qui Luca Bizzarri, direttore dell'Ufficio Educazione Permanente e Biblioteche Audiovisive della provincia di Bolzano. Grazie. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Per me è un enorme piacere essere qui oggi a questo convegno AIB su un tema così importante, un convegno che avevamo discusso nell'ambito della programmazione dell'attività. AIB è un momento di riflessione sul tema delle biblioteche, in particolare in questa occasione sul ruolo e sul collegamento importante delle biblioteche scolastiche e delle biblioteche di pubblica lettura, un momento che d'accordo con AIB vorremmo tenere nel corso poi dei prossimi anni, perché è importante riunirsi a livello trasversale tra i diversi operatori delle biblioteche per poter ragionare costantemente, aggiornare il tema del funzionamento e della funzione della biblioteca rispetto alla società o rispetto alla comunità. Fatemi dire che sono molto contento, ce lo dicevamo insomma poco prima di entrare in quest'aula, che sia presente anche la provincia di Trento, realtà con la quale speriamo di poter collaborare sempre più in ottica di sistema di biblioteche. Con Sara Guelmi ci eravamo incontrati non più tardi di un anno fa, ragionando insieme su quelli che potevano essere i punti di contatto del sistema, pur con le differenze che ci sono tra il sistema Alto Adige e il sistema trentino, ma sono delle differenze che possono alimentare una ricchezza in termini di crescita del sistema.
un saluto anche alla collega Marion Gamper, come a dire che questa trasversalità, questa condivisione l'avevi chiamata Alessandra, io la chiamo più ibridazione, è anche all'interno della provincia, anche con Marion diciamo il dialogo è pressoché costante, non dico quotidiano ma sicuramente settimanale, e per far crescere un sistema con le complessità che questo sistema ha e con le difficoltà che questo sistema affronta e dal punto di vista sociale e dal punto politico, chiaramente le alleanze sono importanti. Quindi grande contentezza, grande felicità di avere un momento di riflessione sulle biblioteche. Le biblioteche scolastiche sono una realtà importante in Alto Adige, sono una buona pratica, come si suol dire, a livello nazionale. Colleghi nazionali spesso vengono in Alto Adige per studiare il sistema delle biblioteche scolastiche. Noi riconosciamo come biblioteche scolastiche anche le biblioteche della scuola primaria, quindi insomma c'è una galassia ben definita. Quasi tutte le scuole non solo hanno una biblioteca con un patrimonio adatto che la provincia sostiene, quindi la provincia sostiene anche l'acquisto in parte dei libri delle biblioteche, ma garantisce che ogni biblioteca sia animata da un bibliotecario o da una bibliotecaria. Questo è un punto importante, è un punto qualificante che a livello nazionale chiaramente rileva e è oggetto di studio. Tutti avrete avuto modo, tutti e tutte avrete avuto modo di leggere l'ultima ricerca proprio curata da Luisa Marquardt, che apre questa diciamo giornata promossa da Save the Children, Fondazione con il Sud e Forum del Libro, una guida pratica per la biblioteca scolastica. Devo dire una ricerca di grande interesse. Sono particolarmente contento che il titolo del primo intervento faccia riferimento proprio alla connessione della comunità, perché il senso della biblioteca, sia scolastica che di pubblica lettura, è esattamente quello che peraltro Alessandra Carrara spiegava molto bene nelle parole iniziali di questa giornata. Vi do un po' di dati, adesso non so se verranno ripetuti nel corso della giornata, ma credo che sia importante come ufficio provinciale che gestisce diciamo, le biblioteche di pubblica lettura in lingua italiana, ma che diciamo, ha una funzione anche di connessione con le biblioteche pubbliche. Stiamo parlando di una dimensione che vede una ventina di biblioteche scolastiche in lingua italiana, con i relativi bibliotecari e le bibliotecarie scolastiche. 35 invece sono le biblioteche considerate anche le biblioteche di associazione che appartengono al mondo di lingua italiana. Quanto incide la biblioteca scolastica rispetto alla biblioteca di pubblica lettura? Sostanzialmente di un quarto. Se noi andiamo ad analizzare i dati che abbiamo raccolto a fine 2023, vediamo che i prestiti in totale sono circa 400.000, qui diciamo la proporzione di 83 verso 17%, dove il 17% sono i prestiti che fa la biblioteca scolastica, e anche dal punto di vista del patrimonio delle biblioteche e delle acquisizioni si ripete sostanzialmente la stessa proporzione di un quarto versus tre quarti. Chiaramente questo ci dà anche il senso della funzione della biblioteca scolastica in un'ottica di filiera, di abitudine, di frequenza di questo spazio. Ed ecco perché è ancora più importante garantirci degli spazi come questi che possano aggiornare proprio la funzione sociale della biblioteca. Con diciamo, i colleghi di AEB ci siamo detti far arrivare un alito del convegno della Fondazione delle Stelline anche a Bolzano. Noi chiaramente prendiamo il convegno delle Stelline come punto di riferimento per l'aggiornamento anche teorico sul ruolo della biblioteca. Molti degli interventi che ci saranno oggi sono abitué, diciamo così, della Fondazione delle Stelline. Chiudo con i ringraziamenti da parte di tutto l'ufficio al CER dell'AIB Trentino Alto Adige, con il quale insomma proseguirà questa riflessione sul tema delle biblioteche, e ad Alessandra Carrara che ha organizzato, diciamo così, sapientemente questa giornata, e buon convegno a tutti e a tutte. Grazie.
Allora io direi che possiamo incominciare. Io ringrazio i colleghi del CER del Live che sono qui, Matteo Paesan, Patrick Urro e Alessandra Lucianer, con cui abbiamo organizzato questo convegno. Ringrazio la Commissione Nazionale AIB e Biblioteche Scolastiche nella figura della Presidente, ma di tutti i membri della Commissione, perché veramente ci hanno dato un supporto, ci hanno sostenuto, ci hanno proprio dato materiale, per cui sono molto contenta di presentare Luisa Marquardt. Ieri abbiamo concordato che ogni relatore si autopresenta, per cui ognuno dirà quello che ritiene dire di se stesso in funzione di questa giornata. Matteo sta qui come a tenere i tempi, quindi a lui questo brutto incarico e niente, Luisa, a te la parola. Ricordo, scusate, che siamo tutti registrati e che ci troverete la registrazione sul canale YouTube della Biblioteca Claudia Augusta, che ringraziamo per questo supporto. Grazie. Grazie, buongiorno a tutte e tutti. Porto appunto i saluti da parte della Commissione Nazionale Biblioteche Scolastiche, che è anche ben rappresentata oggi da alcuni relatori, Patrizia Luperi, Bruno Cavallarin, e quindi insomma siamo veramente contenti di questa opportunità di incontro. Sgombro subito il campo riguardo alla divisione teorico-pratica, perché il mio intervento, vedrete, ecco, intende proporre insomma alcune riflessioni teoriche, ma anche degli esempi pratici che spero possano servire insomma se non come ispirazione, ma comunque come elemento di riflessione, di discussione. Insegno bibliografia e biblioteconomia al Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi Roma 3 da 25 anni, dopo un'esperienza di un ventennio come bibliotecaria provinciale addetta alle biblioteche scolastiche. Quindi insomma la biblioteca scolastica e la biblioteconomia scolastica sono, diciamo così, un mio habitat naturale, ma ovviamente non in una visione, come posso dire, miope, ma sempre appunto allargata, in stretto rapporto con non solo le altre tipologie di biblioteche, se parliamo appunto di biblioteca, o con tutte le altre varie declinazioni, insomma, e aspetti della biblioteconomia. Tengo a precisare che la biblioteconomia scolastica non è un campo di ricerca e studi, così come posso dire, a sé stante, altro rispetto alla biblioteconomia, ma necessariamente per chi opera in particolari contesti come quello scolastico, quindi necessariamente per esempio educativo, o quello carcerario, necessariamente rieducativo, insomma ci deve essere nel percorso di formazione, ci dovrebbe essere, e nel percorso di formazione del bibliotecario anche un'opportunità, magari anche soltanto per un insegnamento, no, di un semestre, comunque la possibilità di approfondire appunto ambiti, tematiche come la biblioteconomia per ragazzi, la biblioteconomia aziendale, la biblioteconomia carceraria e via dicendo. Un'altra premessa per me assolutamente necessaria anche per comprendere meglio insomma il taglio del mio intervento è la seguente. Coordino anche la sezione biblioteche scolastiche dell'IFLA in rappresentanza dell'AIB, in rappresentanza dell'Italia, quindi è una responsabilità insomma importante, e sono membro come posso dire lifetime insomma permanente dell'Associazione Internazionale di Biblioteconomia Scolastica, e in tale ambito
da ricerche condotte insomma anche in maniera longitudinale, quindi nel corso degli anni, sono ormai più di 40 anni che è dimostrata la ricaduta a livello cognitivo, metacognitivo, interpersonale e via dicendo, di una biblioteca scolastica funzionante. Allora, il fatto che la biblioteca scolastica esista, diciamo, per statuto, per esempio, ecco, nell'Alto Adige o in alcune, no, o in un certo settore, insomma, per quanto riguarda il Trentino per la scuola secondaria superiore, e comunque, o in altre, questo vale insomma anche per altre realtà, non significa che poi non si possa lavorare, come posso dire, per ulteriormente migliorare, no, il sistema, proprio ponendo attenzione insomma a un paio di aspetti su cui adesso mi soffermerò. Ma l'aspetto interessante, secondo me, di cui dovremmo sempre un po' tenere conto, riguarda la biblioteca funzionante in ogni scuola. Il complemento del titolo, appunto, della guida pratica, insomma, citata prima, appunto, contrastare la povertà educativa, una biblioteca in ogni scuola, e che è un motto anche fatto proprio dal MIM, dal Ministero dell'Istruzione e il Merito, riguarda proprio l'aspetto, diciamo, della biblioteca funzionante in ogni scuola nella sua totalità, ovvero gli aspetti gli elementi che riguardano tutte le biblioteche: personale, spazi e quindi arredi, attrezzature e via dicendo, collezioni fisiche e digitali. Quindi tutto questo, questi sono elementi imprescindibili. Ovviamente poi va declinato in senso appunto educativo e anche ovviamente di rete. Allora, perché faccio questo necessario passaggio? Perché per esempio un aspetto assolutamente fondamentale è la presenza del bibliotecario documentalista scolastico sin dai primissimi gradi di istruzione, quindi sin dall'infanzia, perché ovviamente nella sua formazione professionale dovrebbe essere formato non solo in ambito biblioteconomico documentalistico e organizzativo gestionale, ma anche in ambito educativo, pedagogico, didattico, metodologico, svolgendo un'azione insomma particolarmente appunto delicata, significativa, importante insomma da questo punto di vista. Allora, io non ho fatto grande sforzo perché il titolo del mio intervento prende direttamente spunto dal tema che la IASOL, l'Associazione Internazionale di Biblioteconomia Scolastica, International Association of School Librarianship, ha proposto per il 2024 e quindi School Libraries Community Connectors, quindi biblioteche scolastiche connettori di comunità. E questo vale tanto all'interno dell'istituzione scolastica, all'interno della comunità scolastica, che non va vista insomma soltanto così nel suo complesso, ma è fatta anche di tanti pubblici diversi insomma all'interno della scuola, e ovviamente insomma vale a maggior ragione in un'ottica di rete. E i punti su cui mi soffermerò brevemente, restando a disposizione di quanti poi vogliano sapere qualcosa di più, insomma, non c'è problema, insomma, nella pausa pranzo o anche dopo, via mail, eccetera. Allora, i punti sono i seguenti: il ruolo importante che le associazioni e le associazioni professionali giocano nel promuovere e sostenere la professione bibliotecaria. E da questo punto di vista essere non semplicemente associati, no? Ma mettersi in gioco, mettersi a disposizione, fare la propria parte attiva, insomma, all'interno, per esempio, ecco, dell'AIB, della IASOL, dell'IFLA. C'è spazio veramente per tutti e c'è tanto da fare per tutti. Parlerò delle caratteristiche, dello scopo dell'International School Library Month, del mese internazionale delle biblioteche scolastiche,
e soffermandomi soprattutto, e qui è la parte pratica, anche di come questa celebrazione, insomma, possa trasformarsi in un'ottima occasione, insomma, di attività didattiche che riguardano anche ambiti diversi, insomma, e riporterò alcune esperienze, insomma, relative al mondo della scuola e anche dell'università. E poi, insomma, una riflessione finale. Allora, la Commissione Nazionale Biblioteche Scolastiche è stata istituita nel 1983 dall'AIB, partecipa attraverso la persona, insomma, della dottoressa Beatrice Eleuteri e della sottoscritta all'IFLA, la sezione biblioteche scolastiche, e allo stesso momento, tra l'altro, l'AIB, devo rendere conto, insomma, anche del fatto che da tanti anni è iscritta alla IASOL, e questo non è banale, perché per esempio come associati AIB noi abbiamo accesso attraverso appunto la segreteria, insomma abbiamo accesso alle risorse della IASOL, tra cui la rivista, che è l'unica rivista peer review specifica di biblioteconomia scolastica, School Libraries Worldwide, e su cui tra l'altro io alla cui lettura, insomma, invito, ma non solo, anche alla proposta di articoli, per esempio, che riguardino appunto le realtà bibliotecarie in cui siete inseriti, le vostre esperienze. Ci sono articoli, per esempio, che spaziano da non so, biblioteca e disabilità, inclusione, tecnologia e via dicendo, quindi possono essere diciamo anche interessanti i contributi da questa regione. E la IASOL e l'IFLA hanno un accordo di cooperazione e lavorano strettamente, collaborazione, insomma, che ha portato alla realizzazione di tante ricerche, tanti volumi, e anche del nuovo manifesto per le biblioteche scolastiche, attualmente ancora sul tavolo di qualche funzionario all'UNESCO, e speriamo vivamente che venga quanto prima approvato, perché l'UNESCO ci ha chiesto qualche piccola integrazione che abbiamo provveduto a fare, insomma, e in questa fase stiamo aspettando, insomma, veramente ansiosamente l'approvazione, che dovrebbe arrivare a questo punto per la primavera del 2025, perché è quella che sbloccherà la possibilità di tradurre il manifesto in tutti gli idiomi possibili. E quindi il manifesto è di per sé comunque un grande strumento di advocacy, di promozione e difesa, insomma, della biblioteca scolastica. La campagna citata, insomma, una biblioteca in ogni scuola, una campagna che con Lawrence Das e James Henry e Albert Bookers lanciammo, insomma, una quindicina di anni fa, e che è stata anche un'azione congiunta rafforzata grazie anche all'impegno di Sinnos, per esempio nel 2012, che realizzò, insomma, con l'impegno appunto di Loredana Perego, della sottoscritta, insomma, di Deborah Soria, è un manualetto che è stata poi la base, insomma, di quello più recente, Contrastare la povertà educativa. Ed è anche interessante il fatto che sia stato questo motto fatto proprio appunto dal MIM, che ha riservato, per chi ha visitato il Salone del Libro di Torino, insomma, un grande spazio espositivo e di incontro e di dibattito. Tra gli strumenti di advocacy c'è appunto l'International School Library Month, quindi prima di tutto buon mese internazionale delle biblioteche scolastiche. Siamo nel pieno del mese internazionale delle biblioteche scolastiche. Originariamente si svolgeva, era un International School Library Day, e quindi era una giornata dedicata alle biblioteche scolastiche, ma si svolgeva sempre il quarto lunedì di ottobre,
perché dal confronto dei vari calendari scolastici quel lunedì era stato, come posso dire, verificato, insomma, che fosse un lunedì di attività didattica nelle scuole insomma, dei due emisferi, insomma, dei diversi paesi, ma il successo di questa iniziativa è stato tale che a gran voce è stata chiesta l'opportunità, insomma, di estenderla all'intero mese di ottobre, proprio per dare la possibilità sia alle scuole, ma questa è una parte che secondo me dovrebbe interessare anche gli uffici o le biblioteche di altra tipologia, sia tutti quei soggetti che collaborano con la scuola, hanno una responsabilità, una competenza riguardo alla scuola e quindi anche la possibilità appunto di rafforzare, insomma, il legame tra scuola e biblioteca, e biblioteche insomma in generale, che non sempre passa attraverso la biblioteca scolastica, perché la scuola può avere anche un'ottima relazione con la biblioteca pubblica, per esempio, con altre realtà, no? Il museo, le associazioni, eccetera, ma non necessariamente in questa relazione è sistematicamente coinvolta anche la biblioteca scolastica, che invece può diventare veramente un, come posso dire, un amplificatore, un elemento, insomma, di rafforzamento, insomma, proprio all'interno della scuola, no? Di tutto poi tutto ciò che si fa si realizza appunto anche nel territorio e con il territorio. Lo scopo del mese internazionale delle biblioteche scolastiche è proprio quello di mettere in rete, condividere, connettersi, è proprio nel DNA dell'International School Library Month, e questo proprio per dare la possibilità innanzitutto alle scuole proprio di gemellarsi con scuole all'altro capo del mondo, e quindi anche nei progetti di educazione linguistica, di educazione alla cittadinanza e via dicendo, sono sicuramente occasioni straordinarie, ma anche nella comunità, insomma, anche quella locale, e sono occasioni, insomma, importanti per coinvolgere maggiormente i diversi stakeholder, coloro che, insomma, comunque hanno degli interessi e interloquiscono, insomma, con la scuola. Allora, andrò velocemente, però lascio a questo punto, senza stare ad aprirli, che magari una cosa che mi potrebbe portare via comunque del tempo, lascio anche dei PDF da condividere, e adesso l'accenno così velocemente in modo che sia più facile. Per esempio, l'International School Library Month, il mese internazionale delle biblioteche scolastiche, può essere veramente un ottimo dispositivo didattico. Per esempio, nella programmazione dei miei insegnamenti all'università, io tutti gli anni inserisco l'International School Library Month come occasione, come attività laboratoriale, perché per esempio nel Dipartimento di Studi Umanistici, e quindi dove si formano alcuni, insomma, non è detto che tutti intraprendano poi la carriera del bibliotecario, insomma, ma comunque dove l'insegnamento, insomma, no, di bibliografia e biblioteconomia deve anche prevedere, per coloro che diventeranno insegnanti, che ne so, di lettere, di storia, eccetera, nelle scuole secondarie oppure bibliotecari, è bene che conoscano la realtà appunto delle biblioteche, e in particolare, insomma, di quella scolastica, per comprendere come possa essere uno straordinario laboratorio di apprendimento. E allo stesso momento, per esempio, e quindi si mettano in gioco, insomma, ideando delle attività, per esempio, da rivolgere nel caso appunto di studenti di laurea triennale o magistrale, insomma, a loro colleghi, oppure per esempio ipotizzando di doversi rivolgere agli insegnanti di una scuola o a degli allievi molto piccoli. Ma questo vale, insomma, anche per quanto riguarda le scuole, anzi maggiormente, insomma, vista la loro distribuzione capillare sul territorio. Per esempio, l'Istituto di Istruzione Superiore Plana di Torino
3 anni fa ha inaugurato la biblioteca scolastica e tra l'altro sarò sempre grata a Tiziana Cerrato, alla professoressa Tiziana Cerrato del liceo d'Azeglio, ma anche nella commissione biblioteche scolastiche, nella cabina di regia, Torino Rete Libri, insomma un'infinità di ruoli, dell'indiscrezione, proprio perché parlando insomma venne fuori questa idea che questa informazione riguardo alla scuola che si apprestava a inaugurare la biblioteca. Io infatti chiesi un po' come anche per questa occasione di incontro, insomma, sperai vivamente che l'inaugurazione si potesse tenere all'interno del mese di ottobre, proprio per mettere quel francobollino, insomma, quel loghino multicolore che richiama appunto i diversi continenti, le diverse realtà, eccetera, e dare così un'amplificazione, insomma, a livello internazionale. La cosa interessante qual è stata? Allora, per la ristrutturazione radicale della biblioteca, voluta fortemente dagli studenti, richiesta dagli studenti e sostenuta, insomma, dalla dirigenza e dal corpo docente, tra l'altro l'istituto ha anche una sezione carceraria, quindi parte degli scaffali, per esempio, sono stati realizzati dalle persone recluse, che in questo modo hanno avuto la possibilità di essere non solo messe a parte del progetto, ma anche lavorare concretamente alla sua realizzazione, per esempio. E gli studenti, lo troverete insomma nella dispensina che vi lascio, siccome il mese internazionale della biblioteca scolastica prevede che questi progetti vengano messi, diciamo, in una sorta di vetrina virtuale internazionale, insomma nel sito dell'Associazione Italiana dell'Associazione Internazionale di Biblioteconomia Scolastica, devono essere restituiti, rendicontati, insomma si deve scrivere un breve resoconto in lingua inglese corredato da foto, eventuali link a video e via dicendo. E quindi gli studenti si sono fatti carico, chi della comunicazione, chi della preparazione delle locandine, dell'accoglienza e quindi insomma della documentazione, ed è interessante insomma come sia stato, ecco, un progetto che ha coinvolto tutta la scuola, dal quale poi è nata l'idea di creare all'interno della biblioteca un servizio di comunicazione, proprio come un'agenzia di comunicazione a supporto degli insegnanti ma anche delle altre scuole. La biblioteca scolastica, appunto, a seconda del tema proposto dalla IASOL, può essere declinata in tanti modi. Per esempio, il tema del 2022 riguardava la biblioteca e la lettura, insomma, come strumenti, insomma, di costruzione, di armonia e di pace, e quindi di dialogo e via dicendo. E quindi i miei studenti a piccoli gruppi hanno lavorato e hanno prodotto non solo questi manifesti, dietro i quali c'è tutto un lavoro, insomma, di discussione, elaborazione, lettura e via dicendo, ma anche, per esempio, in questo caso, in attività che si sono effettivamente realizzate in una scuola, perché tra gli studenti del corso di laurea magistrale in lettere ve n'era una che già svolgeva supplenze presso un istituto comprensivo, e quindi la sua classe è stata anche quella su cui abbiamo, diciamo così, hanno sperimentato insomma il laboratorio che avevano progettato e poi effettivamente realizzato. Non mi soffermo su questo perché c'è tutta la documentazione e ve la lascio volentieri, insomma, a disposizione. E le biblioteche sono straordinari connettori di comunità, perché mettono in relazione appunto i diversi pubblici in base agli interessi di lettura, a tutta una serie insomma di aspetti. E segnalo, anche se ovviamente il materiale è tutto in inglese, ma insomma credo che così mediamente insomma non ci siano grandi problemi, segnalo questo interessante programma governativo australiano per le biblioteche pubbliche, proprio The Libraries as Community Connectors,
perché nel percorso di formazione fortemente voluto proprio a livello governativo e anche dalle varie associazioni professionali, per dare, diciamo, un nuovo sprint alle biblioteche pubbliche, ma in un'ottica appunto sempre di rete, quindi anche con le biblioteche scolastiche, proprio per rivitalizzare anche le competenze e aggiornare le competenze del personale bibliotecario australiano, che sempre di più si confronta anche con aspetti, insomma, legati, no, all'inclusione e via dicendo. E quindi come sottolineo qui, la filosofia di fondo di questo progetto, ma che è qualcosa che credo ci accomuni, insomma, l'inclusione non è più, cioè non è assolutamente un'opzione, è qualcosa che deve stare proprio nel DNA. O la biblioteca è inclusiva o non è biblioteca, e quindi deve appunto abbracciare, spaziare, insomma riflettere anche, no, gli interessi, le caratteristiche della popolazione di riferimento, dare strumenti, insomma, per ampliare le proprie conoscenze, approfondire i propri interessi, ma anche utilizzando appunto materiali e strumenti che facilitino effettivamente, insomma, la fruizione e tutto. Questi sono materiali tra l'altro recentissimi, interessantissimi, e molto brevemente vado a chiudere, non vi preoccupate, il tema appunto di quest'anno. Questa è una schermata della pagina dedicata appunto dall'associazione dalla IASOL appunto all'International School Library Month, e lì troverete tanti materiali e tante risorse utili. Un aspetto interessante è che da quando, da metà degli anni 90, anche i progetti di innovazione anche tecnologica nel Portogallo hanno preso la strada, sono passati appunto attraverso la biblioteca scolastica, quindi non c'è stata quella dicotomia che si è verificata per esempio in Italia con le nuove tecnologie didattiche. Allora la biblioteca e tutte le sue risorse sono una vecchia tecnologia superata, no? Insomma, e comunque questa integrazione appunto della piena tra biblioteca, insomma, didattica e tutta la parte, insomma, dell'innovazione ha visto crescere la rete delle biblioteche scolastiche portoghesi in stretta connessione, stretto collegamento con le biblioteche pubbliche, con le quali condivide il software di gestione professionale automatizzata, insomma, della biblioteca, e non so, l'elaborazione, il prestito interbibliotecario, le statistiche, la formazione e via dicendo. Un aspetto interessante: dal 2010 è stata istituita la figura del docente bibliotecario scolastico, e quindi è una realtà ormai consolidata. E l'aspetto interessante è che veramente tutte le scuole di tutta la nazione per tutto il mese di ottobre realizzano iniziative veramente strabilianti. Per esempio in questo caso la biblioteca scolastica Gomez ha realizzato, insomma, quel grande murale, ma come potete vedere ci sono, insomma, una serie di attività, no? C'è proprio un programma che attraversa, diciamo così, tutto il mese, quindi tante iniziative che coinvolgono di volta in volta anche ambiti disciplinari diversi. Insomma, questo per esempio riguarda la musica, sinfonia di letture, insomma. Solo, ecco, c'è un limite solo alla fantasia, alla creatività, ma per il resto ampio spazio. Mi preme anche sottolineare come anche nella nostra realtà vi siano delle scuole che hanno colto il valore, diciamo la valenza appunto educativa e didattica del mese internazionale delle biblioteche scolastiche, e quindi per esempio l'istituto comprensivo Pressano con Bornago, insomma,
diciamo dell'Interland milanese, insomma tra Milano e Monza per collocare l'istituto, e le biblioteche dei diversi plessi sono tutte coinvolte nella realizzazione di iniziative assolutamente in stretto contatto appunto con la biblioteca pubblica e con le associazioni del territorio. Quindi io, insomma, ho così un particolare debito di riconoscenza all'insegnante Antonella Lia e alla sua preside Monica Meroni, che veramente si spendono come in tante altre realtà per lavorare, diciamo, e rafforzare attraverso, insomma, questa iniziativa di advocacy la presenza, la percezione, il senso, insomma, della biblioteca appunto funzionante in ogni scuola. 2 parole velocissime perché poi su questo interverranno gli altri colleghi. Allora, importantissimo è lavorare in rete. Tanto gli uffici preposti quanto appunto la sezione regionale dell'Associazione Italiana Biblioteche può fare tantissimo, perché per esempio può costituire un gruppo di studio, di lavoro, insomma, sulle biblioteche scolastiche, fare in modo che indipendentemente dal fatto di essere effettivamente associati all'AIB, ma comunque insomma la sezione regionale diventi anche un po', diciamo così, una sorta di collante delle diverse realtà e offra delle occasioni anche più sistematiche, perché al di là del fatto di vedersi, di sentirsi, di scambiarsi consigli, materiali, eccetera, ma comunque insomma è utile anche farlo in modo più ufficiale, organizzato, strutturato, insomma. Un ruolo particolare lo stanno giocando le scuole polo che si sono appunto formate a seguito dell'attuazione del piano nelle 18 regioni, con esclusione della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige, nelle altre 18 regioni, e che sono a loro volta insomma anche un po' un punto di raccordo delle varie reti. Il coordinamento nazionale delle reti delle biblioteche scolastiche, la rete nazionale Biblio, quindi è un aspetto, diciamo, questo assolutamente importante. Se volete saperne di più siamo veramente a vostra disposizione. E quindi chiudo con questa citazione e mi piace prenderla proprio dalle parole di una dirigente scolastica, perché appunto sottolinea quanto i bibliotecari scolastici siano degli importanti connettori di comunità, che riescono insomma a creare quel ponte tra la scuola e la comunità esterna, insomma. E quindi e tutto questo, per esempio, ecco, nasce in una forte azione di advocacy proprio in Pennsylvania, quel PA sta per Pennsylvania, e che ha visto insomma riaffermarsi le biblioteche scolastiche dopo un periodo in cui in molti stati americani era sembrato quasi che si potesse fare a meno dei bibliotecari scolastici vista l'avanzata tecnologica e via dicendo. Però poi si è anche riscontrato una notevolmente diminuita capacità di lettura, capacità critica e via dicendo, e quindi vi sono alcuni stati che stanno investendo nuovamente sui bibliotecari scolastici. Grazie della vostra attenzione. I materiali sono qui e sono volentieri a vostra disposizione. Benissimo, ringrazio moltissimo Luisa Marquardt, che con la sua visione internazionale ma anche puntuale su varie situazioni ci ha dato anche il punto della situazione, gli spunti per il futuro, e ha già messo l'accento sulla funzione del docente bibliotecario, quindi argomenti che poi porteremo avanti in tutto l'arco della giornata. Adesso chiamo Tommaso Paiano, il suo intervento dal titolo Il curriculum per la competenza informativa, una proposta per le biblioteche scolastiche. Grazie. Grazie a te. Buongiorno, bentrovate e bentrovati. Allora, mi presento velocemente. Allora, mi sono laureato in storia contemporanea e poi qualche anno dopo in biblioteconomia, scienze archivistiche, questi temi qua che ben conoscete.
Poi di fatto il mondo del lavoro mi ha portato a lavorare in un'azienda informatica, perché appunto non c'era a quel momento l'opportunità di lavorare in biblioteca, fino a che non è arrivata poi questa opportunità. Ci ho passato all'incirca 12 anni dentro le biblioteche pubbliche marchigiane e poi pugliesi anche, fino a che circa un anno fa non mi hanno convocato a Roma Capitale addirittura per fare il funzionario archivista, perché avevo vinto un concorso tempo prima e quindi adesso sto facendo anche l'archivista, diciamo, dopo una carriera, diciamo, professionale un po' turbolenta, ecco, a voler essere buoni. Dunque, ringrazio allora intanto gli organizzatori, l'AIB Trentino, Alessandra Lucianer, Alessandra Carrara, che evidentemente hanno organizzato questo convegno in un contesto che per me, non da oggi, insomma, il contesto bolzanese del Trentino Alto Adige è risultato sempre molto prestigioso, insomma, ecco, a voler essere proprio senza piaggeria, insomma, ecco. Quindi devo passare al lavoro. Allora, io vi chiederò un po' di pazienza in realtà, perché questa storia del lavoro pratico, del lavoro teorico, in realtà io adesso non so come andrà a finire in questa mezz'ora di tempo, perché vengo da un'esperienza, cioè la mia è un'esperienza professionale quella che vi porto, però di fatto poi vedrete c'è il rischio di arrivare a concettualizzazioni astratte che spero, insomma, non vi stordiscano subito, insomma, stamattina, di prima mattina. Allora, intanto faccio una cosa, scusate. Supporto indispensabile, questo lo lascio qua, sì. Sì, perché immagino che sia utile. Allora, scusate, sono anche un po' emozionato, come potete capire, ma insomma fa parte del gioco. Allora, vediamo un po' se riesco ad aprire il file. Mi trema un po' la mano, mi devo togliere anche sto libro da qua. Scusate un attimo. Ci sono gli inconvenienti. Allora, apro le slide e andiamo in presentazione. Allora, cominciamo da qui. Allora, come vi dicevo, la mia esperienza di una decina d'anni come formatore all'interno delle biblioteche pubbliche, ma anche scolastiche, nelle Marche principalmente. Ho lavorato con bambini di terza elementare, soprattutto durante la pandemia, online, esperienza veramente interessante, e poi con tante classi di scuola superiore, perché come sapete appunto le biblioteche pubbliche accolgono tanti ragazzi, tanti insegnanti dalle scuole. L'obiettivo, diciamo, di questo intervento è quello di proporre ai colleghi, ci ho sempre provato, insomma, in questi anni, una cassetta degli attrezzi per poter progettare attività didattiche, come dire, intenzionali, consapevoli, pianificate, insomma, per bene, ecco. Quindi il mio è evidentemente un approccio pratico, empirico, che non è affatto detto che rispetti tutti i requisiti teorici che poi dopo nella letteratura professionale, nel dibattito professionale sono presenti. Però è chiaro che un'attenzione agli aspetti teorici ho dovuto sempre tenerla, è inevitabile, soprattutto cercando, quando si parla di biblioteca e scuola, di far convergere la riflessione intorno alla mediazione formativa, no? Quella che coinvolge appunto docenti e discenti, che ha tutta una sua storia, diciamo, importante, con la mediazione informativa, che è quella appunto dei bibliotecari, degli editori, dei librai, dei musei, degli archivi, no? Che non è detto che necessariamente passi attraverso la scuola, nella sua totalità, diciamo. Alcune cose passano, altre no. Quindi tenere insieme questi due aspetti non è affatto semplice. Insomma, io ci ho provato in questi anni, qualcosa ne è venuto fuori. Quindi quello che vi proporrò alla fine è un qualche cosa di schematico, apparentemente molto schematico. Un curriculum non può non essere schematico in qualche modo, altrimenti cioè deve darsi una cornice, diciamo, ecco, deve contenere qualche cosa. Però io spero che riesca anche a darvi l'impressione che si tratti di un lavoro aperto, cioè un work in progress, che può essere migliorato, e magari in questo poi potreste cioè darmi anche voi una mano a migliorarlo. I destinatari naturalmente sono tutti colleghi. Ora,
con un titolo così, diciamo, impegnativo, il curriculum per la competenza informativa, voi capite che un minimo di definizioni, di terminologia ci vuole, altrimenti rischiamo, come dire, di perderci un po' in astruserie teoriche sulle quali poi non sarei neanche probabilmente capace di condurvi. Per cui ecco, ho trovato interessante in questi anni appoggiarmi su almeno 3, diciamo, definizioni di curriculum, ma proprio anche per ragioni pratiche, no? Devo progettare qualcosa, voglio sapere come orientarmi nella progettazione, nel disegno di una lezione, di un percorso educativo con gli utenti, con i bambini, con i ragazzi, e quindi sapere ad esempio che un curriculum non deve essere uno strumento prescrittivo, ma qualcosa di flessibile e generativo. Come dire, mi pare una definizione molto interessante, perché evidentemente mi lascia anche lo spazio per la libertà, diciamo, di pianificazione e di progettazione. Diversamente, nella seconda definizione, quella dove il curriculum è inteso più come una struttura, vedete, è un manuale di fondamenti di didattica molto importante, insomma, conosciuto. Ecco, lì invece il curriculum diventa qualche cosa di strutturato che organizza, pianifica qualsiasi dettaglio della vita scolastica, e quindi, insomma, voler introdurre un tema come la competenza informativa all'interno di una infrastruttura, diciamo, così articolata, non è un gioco da ragazzi, però la sfida diventa interessante. L'ultima definizione, quella delle indicazioni nazionali. Tra l'altro mi sono dimenticato di fare un piccolo sondaggio. Quanti insegnanti ci sono qua dentro? Ok. Bibliotecari? La maggior parte. Bene, non riuscirete vivi, mi dispiace. Perché, vabbè, come bibliotecari ci tocca in qualche modo confrontarci con il mondo della scuola, non possiamo sempre partire da noi in maniera troppo empirica, bisogna in qualche modo confrontarsi. Quindi, vabbè, gli insegnanti conoscono e le insegnanti conoscono molto bene le indicazioni nazionali, che sono questo documento importantissimo ministeriale nel quale si dice appunto che il curriculum è l'espressione dell'autonomia scolastica e della libertà di insegnamento, che deve tenere appunto, deve riuscire a tenere in maniera interdisciplinare tutti quei contenuti, quelle attività che disegnano poi il profilo di uno studente alla fine del primo ciclo, cioè quindi dei primi 8 anni di scuola, per capirci, dalla prima elementare alla terza media. So che è un anacronismo questo linguaggio, però insomma, per capirci sinteticamente. Bene, dopo la definizione di curriculum, è importante capirci sul concetto di information literacy, ma rapidamente prendo in prestito la definizione che ne danno i colleghi dell'Associazione Bibliotecaria inglese. L'information literacy è l'abilità di pensare criticamente e esprimere giudizi equilibrati sull'informazione che troviamo e usiamo. Qua appunto come concettualizzazione siamo già belli spinti, perché sostanzialmente il pensiero critico e l'equilibrio del giudizio è una sfida che conduciamo da almeno 2500 anni, cioè è la filosofia che ha introdotto queste problematiche qua. Non sono certamente bibliotecari, ecco, però quando parliamo di informazione evidentemente stiamo focalizzando su un tema che ha un impatto particolare sulla nostra attività, e nella seconda parte di questa definizione i colleghi inglesi sono molto più pragmatici. Ci dicono che l'information literacy comprende una serie di abilità e competenze che tutti devono possedere per svolgere compiti che presuppongono l'uso di informazione, come ad esempio, e qui mandano una serie di verbi: accedere, interpretare, analizzare, gestire, archiviare e condividere. Questi verbi presuppongono dei processi cognitivi applicativi, cioè per imparare la competenza, cioè per diventare competente informativo, per diventare alfabetizzato con l'informazione, è necessario mettere le mani, non si impara ascoltando qualcuno che ti racconta qualcosa. Bisogna assolutamente che il soggetto che deve apprendere metta le mani. Quindi mettere le mani su cosa? Per contenere un po' il tema, questa mattina quando parlo di informazione intendo parlare di informazione che viene veicolata attraverso l'editoria, le librerie, le biblioteche, i musei, gli archivi, internet, certo, qualora lo andiamo anche a interpretare come fonte di informazione primaria, secondaria e terziaria. Adesso non sto a scendere, siete bibliotecari la maggior parte, quindi insomma ci capiamo su questo, non andiamo a vedere i dettagli di queste tipologie di fonti. Quindi, in sintesi,
voler produrre, come dire, un curriculum che ci serva come cassetta degli attrezzi per progettare attività didattiche dentro le scuole in maniera consapevole, dobbiamo pensarlo come uno strumento flessibile e generativo, in grado di pianificare e organizzare traguardi e obiettivi specifici di apprendimento, e qui gli insegnanti naturalmente sanno che sono termini precisi utilizzati all'interno della scuola, su che cosa? Sulla competenza informativa, per come l'abbiamo vista poco fa. In quale contesto? Nel contesto della scuola del primo ciclo, quindi dalla prima primaria alla terza secondaria di primo grado. Cioè è una sfida naturalmente grossissima, cioè il lavoro che ho dovuto compiere in qualche modo è stato un po' titanico, non so a che punto sono arrivato, penso di essere ancora in mare aperto, però è una sfida secondo me davvero importante capire come i bibliotecari debbano lavorare in maniera scientifica, professionale, pianificando anche nei dettagli, no, gli interventi, perché sappiamo essere una fase dell'età dell'umanità molto delicata quella lì, ecco, quindi ci assumiamo delle responsabilità. Allora, come posso progettare questo? Come ho tentato di progettare questo curriculum? Naturalmente mi sono dovuto leggere gran parte della normativa, della regolamentazione del mondo della scuola, che è straordinariamente interessante, devo dire, è troppo spesso ignorata, almeno per la mia esperienza professionale, troppo spesso ci siamo rapportati con le scuole senza sapere minimamente quali sono, come dire, gli indirizzi di questo contesto. Poi è chiaro, nel momento in cui vuoi fare un curriculum sulla competenza informativa, dovrai anche tenere conto del contesto, della cultura, delle risorse, dei bisogni, ma inevitabilmente anche delle discipline, perché voi sapete benissimo che nella primaria e nella secondaria di primo grado i bambini e poi i ragazzi vengono in qualche modo inseriti in dei contesti disciplinari, cioè stiamo parlando di saperi che sono certo frutto di rielaborazione altrui, però insomma sono anche saperi pesanti in qualche modo. Ecco, quindi noi non possiamo ignorare queste dimensioni. Ora, io mi limito a dirvi che del mosaico normativo varrebbe la pena leggersi almeno queste cose qua. Io vi poi condividerò le slide, i materiali, i file, i fogli di calcolo che ho generato, insomma, e ne farete l'uso che vorrete eventualmente. Però ecco, tra tutte queste, che vi prometto che non menzionerò più, ho approfondito le indicazioni nazionali. E qui per questo vi ho chiesto se siete insegnanti o bibliotecari, perché gli insegnanti le hanno sicuramente viste almeno una volta nella propria vita queste cose, i bibliotecari non è affatto detto. Questo è un documento potentissimo, straordinario, non a caso soggetto di dibattito in questi mesi, anche piuttosto, non so se seguite insomma i dibattiti sulla scuola, ma cambiare le indicazioni nazionali significa cambiare il progetto socio-educativo di una nazione, ecco, quindi bisogna leggerselo in qualche modo, bisogna tenerne conto. Allora, cosa ho fatto di questo documento e di tutti quegli altri? Ho fatto un'analisi linguistica, un'analisi testuale, sono andato alla ricerca di terminologia ed enunciati che facessero riferimento al mondo dell'informazione. Quindi, una volta che ho raccolto termini ed enunciati, ho provato ad elaborare i miei di enunciati per la competenza informativa, e quindi poi ho provato a declinarli in maniera, come si dice, appunto diacronica nel corso del tempo, in crescendo ed eventualmente in maniera ricorsiva. Allora, qua davvero vi chiedo naturalmente grande pazienza, perché io devo cercare adesso, allora, devo cercare il file che spero non vi tramortisca subito, ma insomma ce la possiamo fare, per dirvi il lavoro anche un po' micragnoso che tocca fare quando si fa analisi linguistica. I bibliotecari non si devono spaventare su questo, quelli che si occupano di soggettazione, cioè io ho fatto un lavoro proprio analitico, sintetico, come avrebbe fatto Ranganathan, come avrebbe fatto qualunque bibliotecario negli ultimi grosso modo 100 anni. Forse anche, no, anche prima, addirittura anche nell'Ottocento si faceva, certo. Allora, ho preso questo documento, l'ho smontato frase frase, sono andato alla ricerca di tutti i termini che richiamassero in qualche modo il mondo dell'informazione. Ho preso solo gli enunciati nei quali c'era questo riferimento, quindi qua cosa faccio? A un certo punto trovo che un bambino, un ragazzo nel profilo generale che la scuola di quegli 8 anni si propone, deve comprendere enunciati e testi di una certa complessità. La parola testi mi interessa, naturalmente, essendo bibliotecario, mi interessa. Come mi interessa evidentemente la capacità del bambino o del ragazzo di analizzare. Si legge qualcosa? Sì.
di analizzare dati e fatti della realtà, oppure di ricercare e analizzare informazioni attendibili. Attenzione, stiamo parlando di un documento ministeriale, cioè questo è il documento principe, sin dall'introduzione c'è questa terminologia, quindi per me è un ancoraggio potentissimo, se vogliamo, ecco, come bibliotecario. Vabbè, nuove informazioni, nuovi media, siamo nel 2012, ancora si parla di nuovi media, ormai sappiamo che ha tracimato la faccenda, quindi non possiamo più parlare di nuove tecnologie e nuovi media, anche basta, diciamo, su questo. Però vedete, compare sin dalle parti introduttive di questo documento un riferimento molto molto interessante alla biblioteca scolastica. La biblioteca scolastica, vedete, deve essere un luogo privilegiato per la lettura e la scoperta di una pluralità di libri e di testi che sostiene lo studio autonomo e l'apprendimento continuo, un luogo pubblico fra scuola e territorio che favorisce la partecipazione delle famiglie, agevola i percorsi di integrazione, crea ponti tra lingue, linguaggi, religioni e culture. Io la trovo bellissima questa, non so chi l'ha scritta, ecco, 12 anni fa. Ah, ecco, perfetto, cioè io la trovo bellissima e comunque è un ancoraggio, cioè come dire, se devo partire, devo proporre qualcosa alle scuole, come bibliotecario parto da qua, non mi devo inventare nulla, insomma. Bene, però adesso andiamo a vedere rapidamente, giuro, cambio foglio, qua in basso vedete c'è una serie di fogli. Ecco, nella scuola dell'infanzia, voi sapete, non si parla di obiettivi specifici di apprendimento, ma si parla di campi di esperienza. Quindi tra i traguardi e i campi di esperienza che un bambino nella scuola dell'infanzia deve in qualche modo esperire, ci sono tecnologie, mass media, libri illustrati, deve naturalmente esercitarsi un po' con la ricerca e con questi nuovi media. Passiamo alla primaria. Alla primaria, vi ho detto poco fa, sapete meglio di me, entrano in gioco le discipline. Per cui questa terminologia, questi enunciati relativi alle informazioni vanno ad incastrarsi all'interno di questi contenitori. Allora, qual è il contenitore dove compare una maggiore presenza di riferimenti all'information literacy e all'informazione? Naturalmente l'italiano. E non è buono questo, non è buono, perché la scienza, come vedete, rimane davvero in uno sfondo oscuro, non si capisce bene come si possa fare scienza senza informazione, però evidentemente qua c'è un po' uno squilibrio. Allora, vedete, in italiano testi di vario tipo, testi narrativi, descrittivi, informativi, cartoline, biglietti, quella volta lì ancora le cartoline erano uno strumento utilizzato per i bambini di scuola primaria, oppure in storia, vedete, testi storici, mappe, carte geografiche. In scienze si fa riferimento, trova tra varie fonti libri, internet, discorsi degli adulti, informazioni e spiegazioni su problemi che lo interessano. Ecco, vedete, scompare, no, in queste discipline un riferimento all'informazione. Vabbè, insomma, adesso prendiamo quello che c'è e poi nella seconda parte, negli obiettivi, nei traguardi, gli obiettivi specifici di apprendimento della quarta e la quinta elementare, attenzione, c'è un'esplosione di processi cognitivi legati al rapporto con l'informazione e, come dire, le forme documentarie che vengono messe in gioco sono quasi tutte. C'è un bambino alla soglia dei 10-11 anni, quando finisce la quinta elementare, per capirci, dovrebbe già aver esperito sufficienti informazioni per essere quasi un cittadino. Un cittadino, il cittadino, diciamo, alfabetizzato, si consoliderà la sua statura, diciamo, nella scuola media. La scuola media si riprende quello che è stato fatto alle scuole primarie, si approfondisce, ma sostanzialmente i processi cognitivi sono sempre quelli in maniera ricorsiva. E infatti, leggendomi questo testo, queste indicazioni nazionali, aumentano le forme documentarie, aumentano appunti, parole chiave, cartine, tabelle, manuali, deve imparare a citare, fare parafrasi, sintesi, scrivere post di blog, email, presentazioni, consultare dizionari, resoconti, lettere personali, istruzioni per l'uso, eccetera. Vedete, sono tutte forme documentarie che noi come bibliotecari naturalmente sappiamo, no? di cosa trattano. Però ecco, dentro queste indicazioni sono un po' messe in maniera, diciamo, poco, secondo me, poco equilibrata, poco forse intenzionale, ecco. Bene, una volta che ho raccolto tutti questi termini,
che fossero forme documentarie, che fossero processi cognitivi, che fossero soggetti protagonisti della filiera, diciamo, della conoscenza, dell'apprendimento, li ho raccolti in una tabella spartana, ma secondo, cioè, che io trovo sempre, diciamo, molto esplicativa. Ho raccolto qualche centinaio di termini e li ho classificati secondo appunto le regole della soggettazione, perché sono bibliotecario e quindi ho proprio questa mania, diciamo, ecco. Vedete, allora, quali sono i soggetti protagonisti della filiera, diciamo, documentaria dell'apprendimento che facciano riferimento all'informazione? L'unica figura è l'autore, oltre all'insegnante naturalmente, che è sottinteso, essendo un documento della scuola, l'unica figura professionale menzionata è l'autore. I processi cognitivi naturalmente ci sono tutti, è inevitabile che dentro la scuola il rapporto con l'informazione sia comunque articolato, profondo, ci sono tutti. Le forme dell'informazione che vengono menzionate appunto tra articoli di cronaca, biblioteche che sono anch'esse delle forme documentarie, carte geostoriche, poi vedete email, etichette, film, fotografie, fumetti, insomma li ho messi in ordine alfabetico per comodità. Okay? Questo è quello che ho trovato come terminologia da usare nella pianificazione, nella scrittura del mio curriculum, del curriculum insomma dei colleghi ai quali provo a metterlo a disposizione. Vado avanti, vi faccio vedere la tabella successiva integrata con il sapere bibliotecario, archivistico, cioè di un professionista dell'informazione. Vedete, gli agenti, direbbe Ranganathan, cioè i soggetti protagonisti, quelli che muovono le cose, sono molto di più dell'autore. E dentro la scuola siamo sicuri che si parli in maniera, come dire, equilibrata di tutte queste figure che esistono, lavorano, cioè in qualche modo portano avanti la società, quindi un cittadino qualcosa dovrebbe sapere. Per quanto riguarda i processi cognitivi ho aggiunto proprio qualcosa che dovevo aggiungere, insomma sono quelle cose in rosso: archiviare, condividere, creare, gestire. Non ci sono questi termini associati all'informazione dentro le indicazioni nazionali, mentre vedete le forme dell'informazione l'ho dovuto raddoppiare, cioè oggi, soprattutto oggi, sto già scadendo, è già scaduto il tempo? No, ok, ok, no, perché sono a metà del guado, ecco. Quindi vedete, le forme dell'informazione sono molte di più e non sono neanche tutte, perché adesso negli ultimi 2 anni è successo qualche cosa che rimette in gioco un'altra volta tutta la faccenda, quindi siamo, come dire, siamo ancora alla preistoria. Bene, una volta che ho raccolto questi 400-500 termini è arrivato il momento di costruire gli enunciati della competenza informativa, del curriculum per la competenza informativa per come la intendo io. Allora, non è che mi sono basato su una mia modellazione così personalistica, cioè sono andato a cercare le altre fonti, vedere come si organizza un curriculum, come lo organizzano dentro la scuola. Ho preso in prestito questo libro che si trova gratuitamente disponibile, io l'ho trovato straordinario, continuo a trovarlo straordinario, per quanto ormai sia passato quasi una decina d'anni da quando lo pubblicò, però Franca Darè, curricoli per competenze, poi naturalmente tutta la documentazione proveniente dall'Agid, quindi i framework europei. Mi sono letto qualche curriculum verticale di istituto, inevitabilmente, perché tanto è lì che vedi come fanno gli insegnanti, quindi un bibliotecario come può insinuarsi, no? Come può entrare dentro la scuola dalla porta principale, non sempre andando a cercare pretesti per averci a che fare, ma proprio direttamente nel documento principe. E poi naturalmente è stato inevitabile in questi anni, ma insomma capirete, confrontarsi con gli standard bibliotecari che sono tanti, ma dentro la scuola naturalmente quelli che si trovano sono disponibili fondamentalmente negli Stati Uniti, diciamo, ecco. E questo l'ho trovato molto interessante. Data una lettura a questi documenti, una lettura, e ho fatto anche qui un'analisi terminologica piuttosto macchinosa, cervellotica anche, il risultato è stato questo. Il risultato è stato questo. Vi faccio vedere la fine, diciamo, del percorso, poi dopo vi faccio vedere come ci sono arrivato a sintetizzare. Non se ne viene analisi e sintesi, sono 2 parole chiave nel mondo bibliotecario, a sintetizzare queste 8, che poi sono 8 per caso, sono sempre 8 le competenze per la scuola, non so perché, però è stato davvero un caso, magari poi dopo le facciamo diventare di meno o di più. Comunque vedete,
cioè un cittadino alfabetizzato da un punto di vista informativo deve essere in grado di analizzare, sintetizzare e rielaborare che cosa? Non solo testi evidentemente, ma anche immagini, suoni in qualsiasi formato, cartaceo, digitale, di pietra, insomma qualunque formato. Non c'è più questo legame stretto solo con la carta, ecco, per capirci. Bisogna essere in grado di consultare, confrontare e citare qualsiasi fonte, primaria, secondaria, terziaria, soprattutto oggi, a maggior ragione con l'evoluzione tecnologica di oggi. Chiaramente immagino poi un bambino di 8 anni, cioè un bambino della scuola primaria o della scuola secondaria deve, come dire, esercitarsi, deve cominciare ad imparare ad orientarsi correttamente tra le varie parti del testo e prevederne il contenuto. Deve imparare a fare ricerca, quella cosa che noi bibliotecari amiamo e che mettiamo sempre al primo posto, in realtà è una delle tante competenze necessarie. Ecco, deve imparare a fare una ricerca semplice, avanzata, anche vocale, testuale, per immagini, perché sono quelli gli strumenti, orientarsi negli spazi fisici, delle collezioni, cioè quindi delle collezioni fisiche, ma anche delle collezioni digitali, che non è proprio banale. Noi talvolta diamo per scontato che le persone, quando vengono in biblioteca, per loro l'esperienza sia, come dire, debba essere per forza positiva o comunque chiara, trasparente. Non è affatto così. Ci vuole un'educazione anche all'uso degli spazi, lo sapete. Ecco. Quindi valutare l'informazione sulla base della provenienza dell'informazione, da un punto di vista archivistico è un concetto fondamentale la provenienza, perché appunto come dire, un atto giuridico, ad esempio, deve essere assolutamente tale, e in base a bisogno informativo. E poi vedete, gli ultimi 2 punti sono legati all'etica, in qualche modo al rispetto delle regole, sulla normativa del diritto d'autore e della privacy, che è un argomento che noi teniamo sempre un po' lì a marginale, ma in realtà non è più così. In realtà si è un po' rovesciata anche lì la piramide, diciamo. Ecco, bisognerebbe forse partire da lì, perché forse otterremmo di più. Allora, definiti, come dire, gli enunciati principali, a questo punto come faccio a declinare questa cosa in prima elementare, in seconda elementare, in terza elementare? Beh, io ci ho provato basandomi sulle fonti che vi dicevo prima, soprattutto sulle fonti di Franca Darè. Il risultato è questo. Il risultato è questa tabella qua. Allora, scusatemi, però poi forse non riprende più la registrazione, no? Mi piaceva avvicinarmi per farvi vedere. Allora, analizzare, dicevo, la prima competenza, no, individuata che ho sintetizzato è analizzare, sintetizzare ed elaborare informazioni in qualsiasi formato. In prima elementare si possono analizzare, sintetizzare e rielaborare quelle cose lì, non perché lo dico io, perché l'ho estratto dalla letteratura, appunto, dalla normativa scolastica e non bibliotecaria. In seconda, in terza, in quarta, in quinta si possono fare queste cose qua. Allora, diacronicità, cioè uno sviluppo nel tempo, dalla prima alla quinta primaria. Ricorsività, vedete, la competenza è sempre la stessa, però cambiano, vedete, i contenuti un po' di questa, per far maturare, per far sviluppare questa competenza, cambiano. Evidentemente in quarta e quinta primaria aumentano. In quinta primaria sono già tantissimi, potenzialmente un bambino di 10-11 anni è già un cittadino, in qualche modo, in grado di orientarsi nella comunicazione sociale. Potenzialmente, ripeto, poi non è che bisogna farle tutte queste cose, se ne faranno alcune, però questa è la cassetta degli attrezzi. Quando mi serve qualcosa la vado a prendere a seconda del contesto, delle risorse. Stessa cosa naturalmente con la competenza successiva. Vedete, consultare e confrontare. In prima e in seconda primaria si consultano le fonti, si cominciano a confrontare in terza primaria. È interessante questo, cioè sapere che da un punto di vista pedagogico, educativo, tu devi tenere conto della fase di sviluppo di un bambino. È inutile che gli presenti il confronto delle fonti in prima elementare, non riuscirebbe probabilmente a fare connessioni, no? Invece, naturalmente, così. Ripeto, non sono frutto della mia fantasia, questa terminologia viene tutta dal mondo della scuola, fondamentale, da quell'analisi terminologica che vi facevo vedere prima. Allora, anche qui vedete progressività, no?
si consultano man mano sempre più fonti. E ricorsività, la competenza è sempre la stessa, diacronicità, cioè lo sviluppo nel tempo. Ora, che cosa succede alla scuola secondaria di primo grado, alla scuola media? Alla scuola media, cioè, la documentazione mette in campo tutta l'artiglieria. Cioè praticamente a 14 anni, potenzialmente 13-14 anni, una ragazza o un ragazzo è già un cittadino e non a caso a 18 anni poi vota, c'ha giusto quei 4 anni per decantare un po' la faccenda, ma poi a 18 anni si assume responsabilità, insomma, di un certo rilievo costituzionale, diciamo, ecco. Quindi cioè, le cose che noi possiamo fare nella scuola secondaria di primo grado sono straordinariamente tante, come bibliotecari, come insegnanti, come bibliotecari e insegnanti qualora appunto le figure siano compenetrate, e nulla, qua da un punto di vista, diciamo, diacronico, di progressività, no? Di ricorsività, c'è poco da dire. Guardate, già solo consultare, confrontare e citare, cioè a 13-14 anni una ragazza o un ragazzo deve essere capace di citare una fonte, primaria, secondaria e terziaria. Scusate, potenzialmente può essere, scusate, devo cambiare il verbo, perché sennò pare che debba essere, che sia obbligatorio, cioè come dire, che sia naturale, non è così. Potenzialmente lo è da un punto di vista educativo. Ora, questa è la proiezione, come dire, solo della competenza informativa. Se io la vado ho finito, un minuto, benissimo, ho finito. La vado a inserire, guardate, la competenza informativa in blu, la allineo con altre competenze chiave, e queste non sono il frutto della mia invenzione, ripeto, provengono sempre dal mondo della scuola, dal mondo teorico anche della scuola. Vedete, nella prima colonna trovo la competenza dell'ascolto e del parlato, lettura, scrittura, competenza informativa e competenza digitale. Allineo anche la competenza digitale perché mi interessa sottolineare anche questo aspetto. La competenza informativa non è necessariamente digitale. Non è necessariamente digitale, anzi direi che la competenza digitale è da un mio punto di vista, è una sottocategoria della competenza informativa. La competenza informativa è un ombrello molto più generale, è il pensiero critico, l'equilibrio di giudizio che dicevamo prima sull'informazione, sono parole pesanti, sono robe che sono concetti di 2500 anni, noi non possiamo legarli a un formato dell'informazione. Il digitale ci siamo dentro e dobbiamo tenerne conto assolutamente, soprattutto oggi che c'è l'intelligenza artificiale, però ecco, quando facciamo progettazione didattica, almeno quando faccio progettazione didattica, io non posso più fare a meno di progettare dall'inizio alla fine tutto il percorso, tutta la lezione, tenendo conto della mappatura delle competenze che vado ad estrarre da qua dentro. Provo a non inventarmi più nulla che sia, come dire, cioè, oddio, viva la creatività, per carità, però sempre all'interno di un contesto che appunto richiede un certo equilibrio di giudizio. E niente, mi fermo perché poi se ci sono domande, volete i materiali, io ve li condivido, anzi ve li condivido, poi dopo vedete voi cosa farne. Grazie mille. Grazie a Tommaso Paiano, questo intervento veramente potente. E chiaramente poi avremo dei momenti anche per le domande, per dibattere, magari teniamo alla fine quando abbiamo tutti gli interventi. Adesso è il momento di Patrizia Luperi e il suo intervento è dal titolo "Quale ruolo per il bibliotecario educatore e formatore della scuola?". Grazie Patrizia. Allora, chiudiamo questa tesi di dottorato. Chiudiamo subito questa tesi di dottorato e arriviamo alla mia presentazione molto più leggera, si fa per dire. Allora, io ringrazio gli organizzatori, mi avevano annunciato questo convegno, questa iniziativa, quando sono stata qua qualche mese fa per il corso sulla carta dei servizi, che è stato molto interessante per chi ancora non
non è pronto. Avremo un incontro online il 12 dicembre, poi ci organizzeremo per la piattaforma che useremo, asincrona forse, o sincrona, Zoom asincrono, dobbiamo ancora decidere. Va bene, ok. Va bene, comunque poi ve lo comunicherà la sezione regionale. Allora, mi chiamo Patrizia Luperi, mi occupo di formazione. Ultimamente proprio l'ambito educativo, l'ambito formativo si è dilatato, vengo ora da didatta, sono stata incaricata da Indire, in particolare per quel movimento che si chiamava Avanguardie Educative e che ora è stato ribattezzato, Tommaso, Biblioeducative. Quindi qualcosa vuol dire, no? Biblioeducative lo trovo bellissimo, no? Saluto gli amici della sezione, saluto il CER regionale, mi occupo attivamente di formazione a livello di lettura, sono stata e sono consulente in alcune realtà toscane con il Premio Nazionale Città del Libro. Abbiamo vinto una campagna, devo dire, molto ma molto sofferta nel territorio lucchese, dove territorio bellissimo peraltro, ma dove non esiste nemmeno una libreria, e quindi diciamo, la Carta Rotoli Regina, la fabbrica di questa prestigiosa Carta Rotoli Regina, che si è pure fatta un museo, si è fatto un museo privato. Infatti la battuta che circola tra i pisani, no? Sapete, Pisalucca dice sono lucchesi ma si credono parigini, perché si sono fatti un museo che io vi consiglio di andare a vedere con fondazione, come fondazione privata si fanno tutte le mostre possibili e immaginabili. Infatti ora che l'abbiamo scoperto non andiamo più a Firenze, no? Ora andiamo a Porcari. E quindi la scuola media locale mi ha diciamo creato una collaborazione per un progetto di lettura sul territorio, dove gli scaffali cartonati sono stati offerti proprio dalla Carta Rotoli Regina. E questo ve lo dico perché mi sembra che questo titolo navighi anche un po' per le strade della vostra città, o comunque il titolo di questo progetto si chiama Giri di parole. E c'è qualcosa anche nella vostra regione che si chiama Giri di parole, perché io, facendo una ricerca, ho scoperto che anche in Trentino, no? Non so bene è vero? Un bando, ecco. Allora forse ve l'hanno rubato, ma insomma questa è una cosa, andiamo avanti, quello è un progetto di book crossing. Sono stata da 2016 a 2023 nel Comitato Nazionale dell'Associazione Italiana Biblioteche, e in particolare coordinavo la formazione nazionale, coordinavo Osservatorio Formazione. Perché vi parlo di questo? Perché questa esperienza, molto per me importante, più l'esperienza universitaria, ho insegnato diversi anni organizzazione informatica delle biblioteche dentro il curriculum biblioteconomico curato splendidamente coordinato dall'indimenticabile Petrucciani. E perché è stata formativa? Perché mi ha permesso di conoscere moltissime persone, alcune delle quali in sala, con le quali siamo diventate amiche, e proprio per un'associazione fatta di gente, perché quello che ci interessa è la gente, cioè ci interessa la costruzione dell'identità professionale. Proprio per queste, per andare incontro all'identità degli insegnanti, io ho insegnato filosofia diversi anni, mi sono occupata della biblioteca scolastica del mio istituto, abbiamo iniziato un processo di accreditamento e dopo 6 lunghissimi anni siamo stati accreditati dal Ministero come ente formatore che concorre al piano di formazione nazionale degli insegnanti. Su questa esperienza ho scritto un libro, Insegnanti e bibliotecari sulla strada della formazione permanente, dicendo che poi formarsi per tutta la vita, che fatica, è un'esperienza di tutti, non importa essere insegnanti, bibliotecari. Per un curriculum ti formi con i giornalisti, sulla comunicazione per un'altra parte, per un vicolo secondario della strada ti formi con gli insegnanti. Il libro l'ho presentato anche qui a Bolzano, in un'aula vicina alla stazione, mi ricordo bene, e quindi conosco molte di queste persone presenti. Allora, perché siamo qui oggi? Io vorrei riportare l'attenzione teorica, forse
dato che c'è anche Tommaso Teoretica, siamo filosofi, sulla figura del bibliotecario. Questa figura, un ruolo che non c'è, però dopo che sono stata ieri pomeriggio e ho sentito parlare Alessandra, ho visto le molteplici attività che Alessandra fa, ieri sera mi è venuto in mente Pessoa, il bibliotecario, questa valigia piena di gente. Quindi non c'è, non esiste, ma non è contenuto in una valigia. Cioè, c'è bisogno, quando Pessoa dice questo, praticamente dice che c'è bisogno di più bagagli per il percorso della vita. Allora, andiamo avanti. Ora, dal momento che non siamo tutti insegnanti, voglio qui ricordarvi un grande della biblioteconomia che tutti gli insegnanti devono conoscere, devono avere nella vostra scuola, l'Atlante dell'Information Literacy, che è praticamente un libro fuori misura di David Lanks che contiene all'interno tutta una serie di tavole su che cos'è l'Information Literacy. Io ho conosciuto Lanks al MUR, allora si chiamava MUR, ora c'è il Merit, è tutta un'altra cosa, ma sempre lo stesso palazzo è, le stesse aule, gli stessi portieri, non puoi entrare se non ti annunci, quindi che lo cambino 100 volte quel nome, ma sempre se non ti annunciano non entri, è tutto uguale, non pensate che cambiando i nomi cambia la strutturazione del palazzo. Allora, lasciamo perdere altri commenti. Quello che Lanks però nel 2017, poi una bellissima intervista, discussione con la Tammaro nell'anno dopo su Hype Studi, che è una rivista che potete leggere anche online, quindi la traduzione italiana, Lanks non parla italiano, è emerso da parte di questa persona che perché è importante? Perché anche gli insegnanti lo devono conoscere, perché ha creato il concetto di biblioteca comunità e ha creato il concetto della biblioteconomia partecipativa. Questo è fondamentale. L'utente, che non si chiamerà più utente, perché utente ha una connotazione passiva, si chiamerà pubblico, si chiamerà membro. Qualcuno nel nord, penso a Bruno, quel di Milan, lo chiama cliente, a me cliente piace meno, però insomma partecipanti, quindi partecipa, come abbiamo detto anche con coloro che erano presenti alla Carta dei Servizi, il partecipante entra anche nella creazione e la presentazione dei servizi, perché la biblioteca non è una biblioteca a caso, è la sua biblioteca. In una società partecipativa diventa importante il ruolo di chi partecipa, perché non è una struttura astratta, diventa tua. E questa può essere una chiave per ricostruire un futuro che non ci sembra molto partecipativo, in cui invece territori di esclusività sono molto presenti. Allora, quello che ci ha abbastanza, diciamo, sbalordito e cerco di andare più veloce, nel seminario del 2017 è che Lenk ha parlato di biblioteche scolastiche come vero fulcro del Rinascimento italiano. Allora, io non vi dico, i bibliotecari scolastici romani, che avevo dietro la sedia, i commenti che hanno fatto. Io spero che nella registrazione non siano ora arriva qui Embe, arriva Lenk, cioè nel senso, ma perché poi rileggendo la traduzione in italiano, no? Cioè lui dice tutta questa cultura che avete voi, ci deve essere una rinascita dal basso. E perché creare nuove strutture? Avete le biblioteche scolastiche, no? Quindi che siano loro. Ecco, mi piace questo ve lo volevo proprio, lo trovate nel libro, per caso stamattina non ce l'ho perché a gennaio sto preparando un corso proprio su questo argomento, qui dalla biblioteconomia di Lanks, e questo proprio nelle pagine del libro. Questo ricordatevelo. Allora, cattive biblioteche pensano alle collezioni. Quindi cattivi bibliotecari, cattivi insegnanti, cattivi referenti di biblioteche scolastiche pensano ai loro libri. Buone biblioteche pensano ai servizi, quindi buoni bibliotecari,
buoni insegnanti, buoni referenti, usate i termini che volete, pensano a organizzare qualche servizio, però grandi biblioteche creano comunità. Questo è tutto, diciamo, il fondamento della moderna biblioteconomia. Da questo sono cambiati anche tutta la manualistica italiana. Ecco, su questa slide qui terrò un corso specifico a gennaio, perché è cambiato completamente il panorama anche delle biblioteche scolastiche e voi mi capite il ruolo di quella figura che non c'è, come diventa importante. Allora, siamo in una società fluida, siamo nella società della conoscenza, questo è il contesto di riferimento, cerco di andare veloce. Il membro, l'utente, il partecipante apprende, ma anche la biblioteca apprende. In italiano abbiamo questa dicotomia linguistica, no? La biblioteca apprende, nasce la Learning Library. L'anno scorso alle Stelline abbiamo parlato del bibliotecario educatore, quest'anno coordino una sessione appunto sulle strategie e gli strumenti di ricerca per imparare a insegnare, perché progetti di information literacy hanno bisogno che il personale che lavora nell'ambito delle biblioteche abbia competenze didattiche, sappia personalizzare i percorsi. Se noi abbiamo detto che chi entra nella struttura biblioteca, di qualsiasi genere e grado sia la biblioteca, ha bisogno che la biblioteca si senta sua, cioè ha bisogno di vedere il suo progetto, voi capite che chi la gestisce, chi collabora alla gestione, ha bisogno di anticipare addirittura i bisogni di chi entra. Mi ricordo era a Montecatini Terme, io sono toscana, qualora qualcuno non l'avesse già capito, eravamo in un angolo, mi stavano facendo vedere la biblioteca, il direttore della biblioteca, un farmacista, che continuava a dirmi che lui non ne sapeva niente, che l'avevano messo lì, ma lui è della farmacia comunale, eccetera. C'era una signora vicino a lui che poi ho capito era la persona che gestiva veramente il cuore pulsante della biblioteca. A un certo momento ha detto: scusi, perché era un edificio molto bello, me la stavano facendo vedere, è entrata una signora, lei è andata e ha detto queste testuali parole: guardi, questo suo libro che lei ha richiesto non è arrivato, però è arrivato questo, questo e questo, che quando la signora è tornata ha detto: guardi che lei ha fatto social tagging, no, ferma, non so l'inglese, me lo scrivo per i miei nipoti. No, lei cioè, ha anticipato una domanda, ha anticipato un bisogno, cioè non è arrivato, ma c'è qualcosa che posso leggere? Cioè, guardi che lei è un elemento di fondamentale rilevanza. Ecco, ora io non lo so poi il farmacista come l'ha preso, se questa cosa forse, ecco, ora non l'avrei detta, gliel'avrei detta in privato, no? Davanti al farmacista che continuava a dirmi che insomma come li mettevano i libri li mettevano, che insomma era una cosa momentanea, eccetera. Quindi il bibliotecario sostanzialmente si deve costruire un percorso di formatore, come abbiamo detto e ribadito l'anno scorso alle Stelline e come continueremo a dirlo. Allora, ritornando al ruolo, no? Sostanzialmente nella letteratura attuale, è questo che oggi volevo riflettere insieme a voi, abbiamo 3 ruoli distinti per il bibliotecario anche scolastico. Missionario, questo dalla letteratura contemporanea, purtroppo non c'è tempo, questo sarebbe materiale di laboratorio, no? Poi bibliotecario scolastico formatore in grado di supportare il concetto di cittadinanza attiva. Poi il bibliotecario scolastico attivatore di legame e facilitatore. Questo attivatore di legame, anche questo è emerso l'anno scorso alle Stelline, sono stati proprio chiamati attivatori di legami, facilitatori. Tra l'altro vi do questa indicazione che mi è arrivata proprio ieri. Io ho partecipato a Didacta fino a ieri l'altro, quindi non ho avuto il tempo di leggere tutta la posta che mi è arrivata. Leggendolo ieri sera mi hanno comunicato che il più alto numero di persone che quest'anno si sono iscritte a corsi di specializzazione per tutor o per facilitatore, quindi corsi che hanno sostanzialmente un ambito relazionale,
sono studenti che arrivano dal percorso di bibliotecario di scienze dei beni culturali, perché voi sapete bene, per esempio Pisa, il corso che era di scienze dei beni culturali, sezione bibliografia e biblioteconomia, è stato chiuso, come a Pisa anche in altri settori. Quindi c'è questa forza e valenza relazionale, c'è questa necessità di crearle questi legami, perché una biblioteca è una comunità se si sta bene. Quindi il bibliotecario facilitatore è un bibliotecario che non è un catalogatore, non è interessato alle norme, agli standard, ISBD, passi avanti e passi indietro, che sono stati, le norme e gli standard sono stati elementi che ci hanno circoscritto in una cornice che non era la nostra. La soggettazione, persone che anni interi, 10 anni, 20 anni, 30 anni, hanno lavorato alle biblioteche nazionali soggettando e basta, non esistono più. Non esistono più, non esiste più il ruolo. Non so se qualcuno di voi si ricorda la lettera che scrisse Montanelli quando questa signora della Nazionale di Firenze disse no, io non mi occupo di libri. Era un giorno di sciopero, c'erano moltissime persone, io mi occupo solo di soggettazione, quindi c'era, ma soggettava, non distribuiva, cioè concepiva il libro. Montanelli rimase molto sconvolto da questa cosa e la chiamò pinzochera, no? Cioè questo, cioè, perché dice, ma come? Sì, dice, io concepisco il libro ma non lo distribuisco. Eppure questo è essere bibliotecario, non è la sola. Allora, andiamo avanti. Perché missionario? Ecco, dice sempre Lenz, guardate, vi ho messo anche, ora non vi apro i link perché come diceva prima Luisa, non abbiamo molto tempo, Matteo poi mi metterà il bigliettino che mi crea ansia, pazzesca, però se andate a vedere questo numero di AIBE studi che ora è ad accesso aperto, perché dal 2018 sono passati molti anni, purtroppo, appunto Lenz dice, mentre i professori leggevano, studiavano con i suoi bellissimi libri, con i loro bellissimi libri, siamo nel 2018, il digitale non avanzava, dice i professionisti pensavano solo agli scaffali che avevano davanti. Il ruolo, no? Il ruolo che si restringe. Gli scaffali, la descrizione del libro, gli SBD che ci hanno rovinato la vita, e Lenz dice è ora di spalancare porte e finestre sulle biblioteche, è ora di trasformare gli edifici in hub per la comunità, la nuova piazza. Poi dovete pensare che in ambito italiano si è inserita l'Agnoli, L'Agnoli, caro sindaco ti scrivo, c'è la biblioteca di tutti, si è inserita l'Agnoli con tutto il contesto, anche se vogliamo colloquiale sulle biblioteche pubbliche, perché l'Agnoli è una bibliotecaria, lei si definisce, l'ho incontrata in treno, una bibliotecaria di trincea, quindi insomma lei va nelle piazze, nelle scuole, nelle chiese, a Balata, a Palermo, ha costruito tutta una biblioteca di pubblica lettura in una chiesa sconsacrata. E i bibliotecari, dice Lenz, è ora di trasformare gli edifici hub per la comunità alla nuova piazza, quindi poi l'Agnoli, Antonella ha preso da questo, no? La piazza del sapere. I bibliotecari in una forza missionaria che va nella comunità. Nuovo rinascimento che pone al centro le biblioteche scolastiche. Questo è rivoluzionario, Alessandra, è rivoluzionario. Allora, però di questo che abbiamo bisogno. Allora, educatore formatore. L'anno scorso, quando Anna Maria Tammaro ci ha proposto questa sessione sul bibliotecario educatore, se guardate gli atti, il libro dello scorso anno era bibliotecario accademico, era la sessione, e noi ci siamo opposti con Luisa, che facevamo parte dello stesso gruppo, che il bibliotecario accademico non nasce di per sé, non è che uno arriva e c'è il bibliotecario accademico, alle spalle ci deve avere altro. E sostanzialmente, essendo il convegno delle stelline un convegno, no, sulle professioni non ordinistiche, ci deve essere una figura alle spalle del bibliotecario accademico, che sono appunto i bibliotecari scolastici. La segreteria del convegno ci aveva semplicemente detto, telefonando, ci aveva semplicemente detto domanda specifica, risposta specifica, non ci avevano pensato. Non ci avevamo pensato, un convegno nazionale.
Va bene, allora l'abbiamo inglobata, si è formato un gruppo di lavoro, l'abbiamo inglobata appunto nella nostra sessione, anche quest'anno sarà presente nella nostra sessione, dove vi anticipo c'è anche Matteo, quindi Matteo attivamente lavora e partecipa, ha avuto un incontro mi sembra ieri sera. Ecco, sono aggiornata, mi avevano aggiornato e mi hanno chiesto di salutarti. Allora, questo bibliotecario formatore sostanzialmente oggi siamo nel 2025, deve diffondere criticamente gli strumenti del web 2.0 e sostanzialmente deve diffondere le TIC, Technology Information Communication. Io sono stata, mi sembra, insieme a Luisa 2 anni fa, a maggio, nel liceo Marianelli di Udine, e ci hanno presentato progetti di information literacy, 12 dei quali sono stati anche, hanno avuto anche un premio, tutti completamente privi di piani di comunicazione. Quindi ora siamo oltre. Cioè, che cosa manca? Abbiamo progetti di information literacy, sappiamo come cercare criticamente le informazioni, come monitorare curriculum, sappiamo come bibliotecari scolastici cos'è il DGCOM, sappiamo che esistono competenze fondamentali, competenze trasversali, poi usiamo anche un termine ministeriale, no? Competenze non cognitive, che non si sa, no? da dove arrivano, però se l'ha detto il MIM ci saranno da qualche parte, vanno citate, no? Giustamente. Poi magari ci metteranno anche in una direttiva 2 righe per spiegare, no? Se non sono le soft skill o d'altro. Allora, andando avanti, secondo me, per esempio, e qui si ritorna a tante delle cose che abbiamo sentito dire oggi, il bibliotecario educatore esplicita la sua azione educativa nei progetti di lettura. Ne parleranno poi dopo di me, quindi non sto appunto a soffermarmi, però come si diceva, col progetto di giri di parole, il dirigente di questo istituto scolastico dice: la formazione della lettura, vi cito queste parole perché mi sono piaciute tanto, dovrebbe essere insegnata e coltivata con gioia nelle aule scolastiche. E secondo questo dirigente, che secondo i suoi insegnanti era fissato coi libri, cioè gli insegnanti erano quasi scocciati di questa continua leggete i libri in classe, diffondeteli nei corridoi, cioè, e mi dicevano Salo deve scusare, è fissato coi libri, no? Cioè, prima mi avevano chiamato, no? E poi dice, succede, no? Così. E invece questo dirigente, io non so, personalmente non l'ho conosciuto molto, ma lui faceva proprio il discorso, il libro deve essere un oggetto di inciampo, no? Un oggetto di inciampo. E mi fa un insegnante, sì, lui lo vorrebbe mettere nei supermercati, ma se ne rende conto? I libri inventariati nei supermercati, cioè l'inventario in testa. Dico, ma magari potete fare un gruppo non inventariati. Questa poi non è pensabile, no? Capito? E questo dirigente che loro tutte le mattine aspettavano, vediamo oggi cosa ha inventato, no? Questo qui, quindi insomma si ritorna poi al discorso che poi la storia, le avanguardie, no? Servono anche, se volete, in quella popolazione lì si è verificato un evento quasi epocale, no? Portare libri per le strade. Uno dei principali problemi, poi vado oltre, era che i cittadini, i genitori avevano paura, io a dire, e anche il dirigente, sì, ma il book crossing, se uno prende un libro è bene, se non lo riconsegna è bene, perché vuol dire che... E questo che a un certo momento una mamma mi ha detto, sì, ma quelli del comune vicino se li rubano tutti. Cioè, quindi, mentre da una parte c'era prendete, andate, no? Quindi la diffusione della lettura, gli altri la conservazione, ma sono nostri, sono comprati con i nostri fondi, no? Quindi io vi dico queste cose molto pratiche perché ci pensiate anche, non sono poi le teorie, no? Cioè che si riesce anche a trovare teorie diverse e a contrastare, sono poi le cose un libro inventariato al supermercato nel banco dei surgelati, perché questo dirigente aveva anche espresso questa sua il libro diffuso. Ecco,
Altro blocco di persone si concentrano sulla facilitazione. La facilitazione consiste essenzialmente nel far sì che la biblioteca punti la sua principale caratteristica nel benessere. Il benessere, come ho cercato di spiegare a un dirigente dell'Università di Pisa dove ho lavorato per un paio di decenni, per una persona che lavora in ambito bibliotecario è lavorare decentemente, perché contrariamente ad altri dipendenti dell'università, chi sceglie di lavorare in biblioteca ha una mission: lavorare in biblioteca. È diversa da una persona che lavora all'anagrafe. Ecco perché quando nelle biblioteche comunali sei punita e dall'anagrafe ti mettono alle biblioteche, è una tragedia. Io ho avuto corsi di aggiornamento in cui le persone mi accompagnavano alla macchina con i libri che avevo percorso e mi dicevano: ma all'anagrafe si fa certe cose, ma le pratiche, la divisione inventariale delle prove, cioè voleva tornare all'anagrafe, ecco, quindi era presa proprio come una punizione. La biblioteca era bellissima, era aperta da poco, no? Però era vissuta come una punizione. Al contrario, chi lavora in biblioteca ha la mission, ha la necessità poi di lavorare decentemente, quindi viviamo fortemente il problema del personale. Lasciamo perdere, non è il caso, non è il convegno, il sottoinquadramento. Non vi dico come Associazione Italiana Biblioteche le lettere che ci arrivano, concorsi per C che poi passano a B, passano da B2 a B0. Cioè, qui non si parla più di demansionamento, qui si parla di annullamento della figura. Oppure che ci scrivono a livello regionale, l'ultima situazione creata dall'Umbria, in cui il lavoro del bibliotecario, quando gli ho detto no, ma guardi, al lavoro del bibliotecario c'è una concezione teorica della suddivisione delle classi del libro, non so, per alzare un po' questi livelli, ma ha detto ma no, è un lavoro artigianale, sposta libri da una parte all'altra. Quindi l'identità deve essere un'identità più forte. Dobbiamo farci riconoscere maggiormente, e questo non solo nelle biblioteche scolastiche. Il bibliotecario scolastico è una delle molteplici figure che stanno dentro in quel famoso baule di Pessoa. Non è l'unica. Andiamo avanti. Attivatore di legami. Io preferisco facilitatore, perché attivatore di legami trovo che abbia molto una dipendenza psicologica. Devono essere fatti anche costruiti molti percorsi sui legami. Non so se tutti siamo in grado a livello di organizzazione di staff di dedicarsi a questa figura attivatore di legami, però nel corso del convegno dello scorso anno è stato proprio chiamato così. Allora, facciamo una riflessione sulla formazione professionale oggi, che ha subito un notevole cambiamento con i social network. I corsi sono frequentati in orario di lavoro, si può condividere con il proprio dirigente. L'Università di Pisa a livello di contrattazione decentrata abbiamo strappato 67 ore di corsi online. Il dirigente amministrativo fa tranquillamente svolgere corsi su tutta la fascia amministrativa sul portale Trio. Chiaramente poi sono corsi di 4, 5, 6 ore che devono essere fatti in più giorni. Chiaramente poi finito il corso devi mandare l'attestato di frequenza e di superamento del corso all'ufficio formazione, e per esempio quelli dei bibliotecari no, ma quelli della parte amministrativa sono obbligatori. Ti arriva la lettera e devi dimostrare che nel corso dell'anno almeno 2 corsi, quindi amministrativa 1 e amministrativa 2 li hai fatti. Quindi che oggi la formazione professionale passi anche dalla formazione a distanza è fondamentale, perché in Italia la formazione professionale a distanza, se non ci fosse stato il Covid, sarebbe ancora in un angolo legata in maniera proprio oserei dire, su questo avremo da dire molte cose. Poi
Allora, progetti per una biblioteca scolastica rinnovata. Si parte sempre dallo scarto e i documenti che devono essere anche catalogati. Per chiudere vi voglio parlare 2 minuti della mia della mia esperienza di docente in questi corsi per i docenti a livello nazionale e a livello regionale. Tutti hanno vado veloce, tutti hanno scatole di cartone con materiale che non possono buttar via, però non è di valore, ai ragazzi non interessa, qualche volta puzza, però deve essere catalogato. Questo è il problema fondamentale delle biblioteche scolastiche che è emerso, anche se i corsi erano online, da tante volte che hanno detto questa cosa sembrava quasi che arrivasse la puzza, no? Perché proprio non si... E io che dicevo, ma c'è il digitale, lasciateli perdere, no? Per usare le parole di una di queste corsiste dell'ambito in cui ho svolto le lezioni, alla fine del corso abbiamo chiesto a questi insegnanti, dopo che ci siamo occupati introduzione alla catalogazione, la gestione di una biblioteca, non ero io sola, il modulo era molto complesso, no? Diteci voi con parole vostre, senza fare un test, diteci voi a che cosa vi può essere servito. E questo ve lo voglio leggere perché proprio me lo porto dietro tutte le volte che devo parlare di biblioteche scolastiche. Dice questo corso, appunto vi ho detto era un corso globale su in generale la gestione della biblioteca scolastica, mi ha permesso di comprendere che tante attività svolte fino ad ora con dedizione, questo è femminile, un uomo non l'avrebbe mai detto dedizione, con dedizione, ma quasi inconsapevolmente possono essere meglio dirette attraverso gli strumenti a nostra disposizione. Ho compreso che la biblioteca scolastica non è più solamente un contenitore, ma un motore per la diffusione del sapere che sta aprendosi sempre di più al mondo esterno, interpretando esigenze e desiderio di verifica e delle esigenze correnti. Quindi la formazione permanente è la strada che deve intraprendere il bibliotecario scolastico, come anche la strada che ogni professionista dell'informazione, soprattutto quello delle formazioni delle professioni non ordinistiche, deve intraprendere. Deve costruirci un curriculum che è fatto sia di competenze informali che di competenze formali, deve vedere che in queste competenze ci siano tutte e 8 le abilità che appunto, come diceva Tommaso, sono sempre quelle, però bisogna pensare che il bibliotecario scolastico viene considerato dagli autori di sociologia della comunicazione l'esempio calzante di biografia in transito, cioè quelle biografie di persone che un anno fanno una cosa, un anno fatto un'altra, un anno fanno... Cioè sono persone che non hanno scelto, raramente. Si diceva ieri sera, quando siamo stati insieme a cena, che al convegno scuola che si svolgeva fino a qualche anno fa alle Stelline, venivano persone in cui dicevano il dirigente mi ha chiesto di occuparmi della biblioteca scolastica, la dirigente mi ha nemmeno chiesto. Ecco, quindi nessuno diceva ho scelto, forse qualcuno, qualche bell'intervento da casa che arrivava persino a far ripitturare le pareti, sempre da volontario, ho finito, ma pure Patrick fa questo. Ma che se ne stia al suo... Allora, bisogna rafforzare l'identità professionale, ma non solamente bibliotecario scolastico, non dovete vederlo come un problema singolo. Bisogna rafforzare questa identità. Allora, le ultime slide che lascio, tanto poi sono libere, potete benissimo farle girare, c'è anche un discreto apparato, diciamo, di letture, e queste qui sono dedicate a fare i piani comunicativi. Però la differenza, e proprio mi hanno tolto anche il minuto, quindi ho finito, la differenza tra un comunicatore, un giornalista e un insegnante è che il bibliotecario ha anche la possibilità di dare risposte orientate. Cioè se tu fai un servizio di reference complesso a carattere
diciamo, a più livelli. Non posso rispondere oggi, torna domani pomeriggio, oppure torna domani pomeriggio, ti insegno a fare la ricerca. Questa è una comunicazione. Ecco, dovete pensare queste risposte a carattere proprio bibliografico, posso usare questa parola, a come risposte invece a livello comunicativo. Questa è la nostra risposta generativa all'intelligenza artificiale che pensa di essere generativa. Grazie mille. Allora adesso direi che c'è la pausa, giusto? E abbiamo sforato un po', quindi 11:15, direi 11:40. 11:40 qui. A dopo.